Smart working, un nuovo modo di lavorare anche nella piccola impresa. Questo è il risultato di un lavoro fatto da Confartigianato, Confcommercio, CGIL e CIS del Veneto per realizzare una ricerca e delle linee guida operative nel tema dello smart working applicato alla piccola impresa. I risultati sono interessanti, si aprono degli scenari importanti nelle relazioni sindacali regionali perché a un'attenzione da parte delle piccole imprese rispetto a questi nuovi strumenti di contrattazione, si apre tutto uno scenario di relazioni sindacali, di sicurezza del lavoro e di applicazione concreta di uno strumento che in realtà non è solo agevolare il lavoratore e renderlo più felice nel luogo di lavoro, ma è anche un sistema per risparmiare, per avere maggiori efficienze e economie di scala. Progetto di smart working fatto dalle parti sociali del Veneto all'interno di Veneto in Azione, che è promosso dalla Regione Veneto. Come vede la Regione un'iniziativa di questo tipo? Il tema del smart working riguarda la Regione per diversi aspetti, è un tema che stiamo affrontando all'interno dell'amministrazione regionale, quindi per i dipendenti regionali, è un tema che promuoviamo tramite risorse del Fondo Sociale Europeo, in particolare con Veneto in Azione, perché è un tema che riguarda la competitività, vuol dire una modalità diversa di organizzazione del lavoro che va incontro ai dipendenti ma in un'ottica di aumentare la competitività delle imprese. Non è il telelavoro, non vuol dire stare a casa a lavorare o non lavorare, vuol dire avere una modalità che tiene conto di tempi diversi, di tempi di conciliazione, di modalità organizzative che in particolare nelle grandi imprese stanno dando ottimi risultati. In contesto veneto, in cui invece, come sappiamo, abbiamo la gran parte di piccole e medie imprese, è importante riuscire a far conoscere questo strumento e a far capire agli imprenditori che fare delle sperimentazioni, valorizzare questo strumento è un modo appunto per avere entrambi più soddisfazione da parte dei dipendenti e maggiore competitività, che poi alla fine ovviamente è indispensabile. Questo progetto sull'analisi dell'utilizzo dello smart working nelle piccole imprese ha dato dei risultati davvero interessanti. Sì, ha colpito la percentuale importante di micro e piccole imprese interessate alla tipologia del lavoro. In realtà il buon senso ha già portato da tempo qualche impresa ad attuare di fatto lo smart working, solo che non sapeva che era smart working. Adesso ufficializza ed ha anche un nome a modalità di buon senso, talvolta anche di chilometro zero, di rispetto dei tempi di conciliazione del lavoro rispetto alla famiglia. Ben venga da un lato questa riflessione, ben vengano le intese che io spero, mi auguro, riusciremo a fare. C'è questo conforto di una importante quota del mondo dell'artigianato che vede con favore almeno discutere e capirne di più delle novità, e io penso che sarà una sorpresa l'atteggiamento della micro e piccola impresa rispetto a questo smart working, che fino all'altro ieri pareva fosse più vicino alla medio-grande dimensione e in realtà potrebbe essere nella piccola riservare delle modalità di lavoro del tutto inedite. È un'altra dimostrazione che in realtà il mondo dell'artigianato si sta strutturando, nel senso che le imprese con un po' di dipendenti eccetera in realtà sono molto più simili a quelle grandi di quello che si vuole disegnare. Sì, sono simili e la piccola dimensione le costringe ad essere anche diverse per le modalità gestionali, perché devono fare tutto con 15 dipendenti, mentre altri fanno lo stesso tutto con 100, quindi con strutture manageriali diverse. E quindi anche queste piccole economie, che sono modalità di lavoro diverse rispetto agli standard che trovi più su che vai, sono secondo me una frontiera interessante da osservare. Le imprese del commercio, ce ne sono anche di grandi, però moltissime sono piccole come quelle dell'artigianato, quindi siete dei partner naturali, diciamo così, su questo progetto. Sì, anche perché di fatto, come ho detto prima, in maniera magari carsica, cioè nascosta, non conosciuta, molte piccole imprese si stanno arrangiando o con i permessi o con altre modalità contrattuali già previste a creare forme di lavoro flessibili o smart, proprio per di fronte alle esigenze nuove che ci sono del mercato. Le grandi ovviamente sono necessitate a farle per organizzazione interna e per il cambiamento forte che c'è nel mercato del lavoro e del consumo anche. Siete rimasti stupiti un po' anche voi un po' di questa, diciamo così, quasi 2 su 3 imprese piccole che si dichiarano interessate comunque ad applicare questo sistema nuovo di rapporto di lavoro, o invece nel commercio era una cosa che già si sapeva?
No, che 2 su 3 lo dichiarino, siamo rimasti ovviamente abbastanza sorpresi, però non siamo sorpresi dell'esigenza, nel senso che appunto i mutamenti che ci sono, soprattutto le tecnologie, soprattutto il cambio generazionale, quindi da parte di moltissimi giovani lavoratori, modalità che preferiscono per esempio il tempo rispetto al denaro, e quindi da questo punto di vista qua il tenere il personale vuol dire anche cercare di creare orari di lavoro, modalità di lavoro che permettano di conciliare vita e lavoro, non necessariamente sulla famiglia, soprattutto su quello, ma anche dal punto di vista delle esigenze di vita. Le relazioni funzionano, siamo sempre stati innovativi. Vi faccio un esempio, l'accordo sulle molestie e le violenze in luoghi di lavoro unico in Italia nel settore dell'artigianato. Credo che lo smart working rappresenti un'altra grande opportunità per sviluppare le nostre relazioni e dare a lavoratori e imprese uno strumento nuovo, dinamico, efficace, che può aumentare la produttività, che può anche trovare un incrocio tra le esigenze personali e le esigenze del lavoro, e quindi secondo me è una sfida che come organizzazioni sindacali e penso anche datoriali coglieremo per poi sviluppare di fatto una contrattazione, perché quello è l'obiettivo. E l'obiettivo è quello di regolamentare questo strumento nuovo all'interno di un quadro contrattuale che come sempre noi faremo a livello territoriale. In questo periodo di cambiamento fortissimo dell'economia le imprese hanno bisogno di innovazione organizzativa. Lo smart working è uno strumento che a noi interessa applicato non solo nella grande impresa ma soprattutto nel tessuto imprenditoriale diffuso del Veneto. Può contribuire a portare innovazione anche nelle imprese e migliorare il modo di lavorare. Quindi grazie alla Regione del Veneto, grazie alle parti datoriali che ci hanno creduto, penso che il prossimo passo sia quello di stipulare degli accordi regionali che per la prima volta in Italia normino questa modalità di lavoro. Avete collaborato entrambi alla realizzazione di questa guida e di questo lavoro, di questa ricerca sullo smart working per le piccole imprese. Come avete lavorato? È stata un'esperienza particolarmente interessante perché nasce da una esigenza rilevata dalle parti sociali che concordemente, con una cooperazione molto esemplare dal punto di vista proprio dell'esperienza nazionale, quindi un'esperienza rara, una buona pratica come si dice, hanno coinvolto la Regione del Veneto e hanno chiesto alla Regione del Veneto la possibilità di individuare risorse per realizzare un percorso comune che è stato un percorso che ha lavorato su 3 direzioni. Una direzione di formazione in cui si è cercato di sviluppare nei dirigenti e nei funzionari delle associazioni competenze per la conoscenza e lo sviluppo, la progettazione e la realizzazione di esperienze di smart working con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle microimprese del Veneto, quindi una parte di formazione, una parte di ricerca fatta attraverso un'attività di sviluppo di questionari e di interviste realizzate con imprenditori del Veneto e una parte di vera e propria progettazione del dispositivo e delle linee guida per realizzare esperienze concrete di smart working al termine di questo intervento nelle aziende del Veneto. Quindi un lavoro di formazione ma finalizzato alla pratica concreta, operativa, sul campo. 600 imprese intervistate, piccole, da 3 a 40 dipendenti. Che sensazione ne avete tratto? Intanto una grande soddisfazione perché l'iniziativa è partita dai partecipanti, stimolati, collocati in un processo che gli ha dato l'idea appunto di coinvolgere anche con un questionario agile che era in linea con le finalità del progetto, l'idea di un interesse latente importante e della necessità appunto di mettere a punto una strategia che sia calibrata sulle caratteristiche del territorio e delle imprese che ne fanno parte, perché sono caratteristiche peculiari che non sempre possono mutuare delle buone pratiche da realtà diverse e anche di dimensioni considerevolmente maggiori, ecco, sostanzialmente. Per cui un ottimo risultato anche in termini di partecipazione, soprattutto anche in considerazione del periodo in cui è stato realizzato, che era diciamo a cavallo tra festività, quindi non ci aspettavamo sinceramente una risposta di questo tipo, che c'è stata e che poi si vedrà anche nei dati che presenteremo, ha dato degli spunti interessanti per capire come creare le condizioni per favorire un cambiamento diciamo, nell'organizzazione del lavoro e in tanti altri aspetti. C'è un ruolo anche nell'INAIL, quando cambiano le regole del lavoro l'INAIL ha un ruolo. C'è sicuramente una grande attenzione perché siamo di fronte a un cambiamento nel mondo del lavoro, dobbiamo tenere sotto verifica
tutto quello che cambia quando un infortunio avviene con una forma lavorativa diversa, che è appunto un accordo di smart working, e vederne le ricadute. Siamo in questa fase, c'è una circolare che ha già chiarito alcuni punti, ma in realtà, come per molte altre situazioni, si creerà nel tempo. Non abbiamo ancora un'osservazione così importante da poter tirare fuori delle conclusioni. Abbiamo delle buone partenze. Le buone partenze sono aver stabilito che non si deve fare un'assicurazione apposita, perché il lavoratore che lavora dal posto che presceglie ha lo stesso tipo di assicurazione che ha quando lavora in azienda. Parte del lavoro lo svolge in azienda, parte in situazioni che sceglie lui, e questo è. Naturalmente occorre tenere ben presente che è opportuno, nel momento in cui si fa l'accordo, delimitare dove si va, perché può cambiare il rischio e ci possono essere situazioni di pericolo e di rischio diverse da quelle che c'erano in azienda, proprio per facilitare il momento in cui, nell'eventualità che si verifichi l'infortunio, facilitare anche il lavoro di riconoscimento e di indennizzabilità di questo infortunio.